Che bisogna affrontare la situazione senza creare allarmismo è più che giusto, ma come si fa a restare tranquilli e non farsi prendere dal panico? Già quando si è registrato il primo caso di infezione da coronavirus in Africa, la preoccupazione dalle nostre parti era stata tanta, figurarsi adesso. Ma serve restare tranquilli e credere nell'affermazione del governo nell'affrontare come si deve l'emergenza. A noi intanto interessa poter riferire delle iniziative da prendere ad Agrigento, perché è qui che a giorni dovrebbe tenersi la festa del mandorlo. Abbiamo detto dovrebbe tenersi perché la richiesta che arriva da più parti è di rivedere il programma, perché se va bene non farsi prendere dal panico non si può però far finta di niente. Per qualcuno a questo punto sulla festa di Agrigento ci sarebbe una sorta di maledizione, visto che lo scorso anno, lo ricordiamo, si è svolta giustamente sottotono per la tragica scomparsa dell'assessore Tusa e quest'anno si rischia addirittura l'annullamento, almeno per ora. La psicosi c'è e non si può nascondere e non la nasconde il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, il quale ha chiesto un incontro urgente con il prefetto Dario Caputo e con i vertici dell'ASP. La domanda è una sola: il mandorlo in fiore è a rischio? E la risposta dovrebbe essere una sola: sì. E di questo si parlerà con il prefetto, considerato che la festa del mandorlo è di quelle manifestazioni di interesse mondiale, a cominciare dai gruppi che dovrebbero farne parte. Ecco allora la necessità di approfondire la questione seriamente con la massima responsabilità che dovrebbe avere chi gestisce la sanità e la politica a livello nazionale e locale. Anzitutto la prevenzione, sperando di poter scrivere a brevissimo termine una pagina diversa, quella che tutti si attendono, quella cioè della fine dell'incubo.